E di un morto il bilancio finale del tremendo incidente stradale accaduto verso le 13:30 di oggi lungo la A4 all'altezza di Cessalto in direzione Trieste-Udine. Un'auto in mezzo a due auto articolati ridotta ad un accumulo di lamiere. La persona all'interno, di cui non sono state fornite le generalità, è deceduta all'istante, schiacciata. I vigili del fuoco hanno dovuto operare con le pinze oleodinamiche e le cesoie per aprire un varco ed estrarre il corpo senza vita. Ora al vaglio della polizia stradale le dinamiche del sinistro. Lo stesso si è consumato nel tratto ancora a due corsie, in attesa della realizzazione della terza, già al centro delle cronache dall'esito mortale. L'arteria è stata chiusa al tratto tra Sandona di Piave e Sant'Ostino di Livenza per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti, la pulizia è messa in sicurezza. A supporto dei soccorsi anche gli addetti della concessionaria Auto Vie Venete e carri del soccorso stradale.